lui a lei. Segretario, forte. No, io volevo intrecciare questo discorso che con molto interesse ha fatto l'avvocato, e cioè quello di modello collaborativo. Perché insisto su questo? Questa sentenza è molto interessante. Insisto su questo. Il modello collaborativo funziona se ci sono delle buone relazioni sindacali. Allora, io rivendico per il Veneto una regione, questa, il Veneto, in cui c'è una forte presenza collaborativa tra soggetti istituzionali e tra le controparti. Cioè il Veneto è una delle regioni, una delle prime regioni in Italia in cui la bilateralità, per esempio, funziona. Cosa vuol dire bilateralità? Sono gli organismi paritetici. Sono quegli organismi in cui rappresentanti lavoratori e rappresentanti delle associazioni si mettono attorno a un tavolo per risolvere alcuni problemi. Però dopo nei fatti purtroppo abbiamo i ed è per questo che abbiamo mandato la lettera di richiesta anche di incontro anche a Matteo Zoppas in qualità di presidente di Confindustria, perché noi riteniamo che sia inutile parlare, come dire, di impresa 4.0, no? In questi anni se ne sta parlando molto di questa cosa, dopodiché però ricordavamo prima in alcuni settori, in particolare agricoltura, edilizia, ma anche logistica, no? Si muore come si moriva 50 anni fa, cioè si rovescia il macchinario, si rovescia il trattore oppure si cade dal tetto, no? Si muore come 50 anni fa. Certo. E allora l'innovazione tecnologica aiuta o non aiuta in questo senso? Ed è per questo motivo che allora bisogna approfondire questo aspetto del problema, cioè la contrattazione che noi, come dire, sappiamo fare come organizzazioni sindacali e come, vuol dire, poi le controparti di secondo livello, per esempio, cioè nelle aziende e nel territorio. Questa va fatta e va approfondita. Meglio se ci sono organismi paritetici, ricordavo prima le buone prassi che oggi nel Veneto ci sono, a me i numeri interessano, perché se diminuiscono gli incidenti, non solo, o gli infortuni, non solo quelli gravi o anche quelli mortali, a me interessa questa cosa, rilevo un dato positivo. Allora questo significa che si fa più formazione. Allora paradossalmente noi facciamo più formazione nelle piccole imprese o nell'artigianato attraverso gli organismi bilaterali che ci sono e funzionano nel Veneto, e si fa magari meno formazione in quelle aziende strutturate dove abbiamo il rappresentante della sicurezza. Perché? Perché magari quando il rappresentante di sicurezza chiede il DVR, che è il documento di valutazione dei rischi, magari l'imprenditore non glielo dà, oppure glielo fa vedere soltanto di sfuggita e non è in grado di intervenire su questa questione. Allora, si è parlato del ruolo della regione. Salute e ambiente vanno di pari passo. La salute per salvaguardare i danni che si creano e si sono creati con l'amianto, ma anche l'ambiente perché dobbiamo poi, se togliamo l'amianto da qualche parte, dobbiamo anche metterlo in qualche parte, piuttosto che portarlo in Germania, no? L'amianto. E quindi le discariche vanno fatte, e quindi la Regione Veneto in questo caso deve essere presente su questa questione, no? Allora la contrattazione di secondo livello va sviluppata su questo versante. Noi stiamo impegnando i nostri rappresentanti sindacali, ricordava giustamente prima Refosco, abbiamo un migliaio di persone che con l'assemblea regionale che abbiamo fatto sulla salute e sicurezza nel Veneto e quella nazionale che abbiamo terminato proprio a gennaio di quest'anno, abbiamo messo in piedi, vuol dire, un capitolo specifico su questo versante. Allora fare la formazione costante e continua sulle aziende significa che bisogna intervenire proprio sulla cultura, per cambiare la cultura, perché le leggi devono essere applicate, ma se le persone cambiano ogni 3 anni, non si formano, E allora ritorniamo al punto iniziale, mercato del lavoro. Se c'è la precarietà e io cambio rapporto di lavoro con una persona, magari 4, 5, 6 volte all'anno, no. Cioè, cosa posso insegnare a quella persona in termini di formazione? Assolutamente niente. E quindi ritorniamo al punto da capo che nel momento in cui i giovani sotto 24 anni, no, che nel nostro mercato del lavoro sono sostanzialmente nel Veneto il 7%, sono interessati da infortuni attorno al 20%. E quindi sono quelli che sono maggiormente danneggiati. Dopodiché, se la legge Fornero obbliga a tenere nel posto di lavoro fino a 67 anni una persona, un anziano, senza parlare di lavori usuranti che abbiamo ricordato prima in alcuni specifici settori, cioè come facciamo, vuol dire, a garantire non solo il turnover delle persone al lavoro, ma anche la sicurezza di questi lavoratori? E questo è uno dei problemi appunto che stiamo cercando di affrontare con grande fatica. Abbiamo fatto un accordo nazionale a fatica con Confindustria, dove abbiamo un capitolo specifico sulla formazione e sulla sicurezza. Bisogna che su questo noi dobbiamo produrre lavoro, attività, ed è per questo motivo che cerchiamo la massima volontà e adesione da parte di tutte le istituzioni su questa materia. Stelio Bianchin. Mi riallaccio a quello che diceva il senatore
la formazione che dovrebbe partire dalle scuole, dovrebbe partire proprio la formazione sulla sicurezza. Sappiamo che tanti Perché allora ragazzi, questo ovvierebbe anche al problema di contratti brevi dei giovani, uno esce già dalla scuola che ha una forma mentis di un certo tipo. Quindi... Il 4% dei minori va al lavoro, su 10 minori 4 vanno già al lavoro. Quelli come sono formati? Con un po' di fatica probabilmente. Allora noi abbiamo fatto, già per primi diciamo, e qua dobbiamo prendere anche l'onore, qualche volta qualche onore anche all'ANMI, non solamente gli oneri o tutelare solamente le persone che hanno subito un infortunio sul lavoro. Con il MIUR abbiamo fatto un protocollo d'intesa dove noi andiamo per le scuole, cominciando, qualcuno va addirittura dalle elementari, ma qui nella provincia di Padova andiamo dalle terze medie in su fino alle superiori, e adesso abbiamo fatto un protocollo, stiamo preparando un protocollo anche con l'ENAI proprio per parlare di infortuni sul lavoro, non tanto di leggi, perché ci sono i professori che sono preposti per parlare ai ragazzi delle leggi, ma tanto per portando delle testimonianze, le nostre testimonianze ai ragazzi, per far loro capire che cosa può succedere all'interno del mondo del lavoro se tu non applichi la sicurezza, se tu non pretendi i dispositivi di protezione individuale per la tua sicurezza. E questo dove noi battiamo il chiodo, proprio perché vogliamo che i ragazzi siano preparati e tutelati. Questo è importante, questo fa parte un po' di noi. Allora, la nostra associazione ha 370.000 iscritti, un esercito ragazzi. E gli iscritti vuol dire che sono persone che hanno subito un incidente. Che hanno subito un infortunio e una malattia professionale. 4.700 qui a Padova, siamo tanti, siamo troppi, non ne vogliamo più, non ne vogliamo più. Allora cerchiamo di fare, noi stessi, cerchiamo di fare in maniera di far sì che i nostri ragazzi si ricordino. Allora, ho ricevuto l'altro giorno una lettera da una professoressa, dalla preside, dalla direttrice didattica, diciamo, di Terrassa Padovana, dove dopo 3 mesi che siamo andati a portare le nostre testimonianze, i ragazzi ne stanno ancora parlando. Sono rimasti colpiti? Sono rimasti colpiti. Allora, questo è quello che dobbiamo fare, partire dal basso, partire dai ragazzi per arrivare ai giovani, agli anziani, ma ormai agli anziani. A 70 anni, ragazzi, cosa vogliamo andare a parlare di sicurezza? Questo è un altro tema. Sì, prego. No, io sono anche contento che sia venuta fuori questa priorità condivisa da tutti, che è quella della formazione. Ecco, da questo punto di vista, quando io parlavo prima di positive interazioni fra le varie realtà e fra le varie istituzioni, è proprio questa la tematica. Effettuare un vero controllo, e questo la Regione può dare una mano molto importante, insieme anche con le parti datoriali e con il sindacato, di verificare che la formazione venga effettivamente svolta nelle aziende, perché non può essere un corso di facciata, ma devono essere corsi di formazione in cui si entra nel merito dei pericoli che nella singola azienda ci sono e su come comportarsi per evitarli. Il secondo aspetto che volevo sottolineare, ma proprio per riprendere quello che diceva prima il collega Pellizzon, il lavoro fatto in alcuni settori, come nell'artigianato, che è il settore più difficile perché è fatto di aziende in cui c'è magari l'imprenditore e un collaboratore, magari familiare, o 2 o 3 collaboratori, ci ha permesso, e questo io ritengo che sia importante che sia anche sotto l'attenzione della politica, qui si è costruito un sistema bilaterale in Veneto che da tutta Italia e anche da fuori ci guardano con attenzione, quello del Comitato Bilaterale della Sicurezza in Veneto, che è autofinanziato dalle imprese, però con una forma di mutualità per cui tutti contribuiscono un poco e si costruisce un sistema di risorse importante, permette di fare la formazione ai lavoratori, e siccome questa formazione viene concordata a livello bilaterale, viene anche controllata, diciamo, dalle parti sindacali, diversamente da quello che succede quando ci si rivolge al mercato. C'è un sistema di consulenza alle piccole e piccolissime imprese che viene finanziato dal COBIS, perché molto spesso la piccola e piccolissima impresa non può permettersi di pagare un professionista che gli faccia l'analisi dei processi aziendali, e quindi questo viene mutualizzato. E oltretutto questa esperienza ci ha permesso proprio nella provincia di Padova, nei mesi scorsi, di fare un accordo che prevede che le parti datoriali e sindacali
supportano le scuole del territorio per formare i lavoratori che vanno in alternanza scuola-lavoro prima che entrino in un posto di lavoro. Quindi si fa un pezzo di quell'attività che veniva detta prima, che è di prevenzione rispetto al fatto, no? Noi abbiamo una grande opportunità, il fatto che tantissimi ragazzi siano, fra virgolette, costretti a fare l'alternanza scuola-lavoro. Che poi se non viene era, gestito... non era obbligatorio prima, diventa obbligatorio. Diventa obbligatorio. Con il prossimo anno però scolastico. questa è una grande occasione per fare informazione e formazione già nelle scuole, come veniva detto prima. E in una piccola parte, perché chiaramente questo è un ente bilaterale che riguarda solo le aziende dell'artigianato, però c'è già una buona pratica che dal nostro punto di vista può essere presa a modello e riportata anche in altri settori che sono quelli più a rischio. Io lo dico adesso, tutto il tema della cooperazione, tutto il tema degli appalti, tutto il sistema appunto anche dell'edilizia, soprattutto delle piccolissimi appalti, ma non solo, e il tema e le esternalizzazioni, infatti parlavo di appalti. Allora, per arrivare lì noi riteniamo che si debba passare tramite una governance pubblica, naturalmente anche della Regione, però per un forte coinvolgimento dei soggetti datoriali e sindacali. Perfetto. Posso solo un attimo dire una roba? Sì, un attimo, se dobbiamo andare in pubblicità, un attimo solo, perché poi c'ho il senatore che deve dire qualcosa, poi gli do la parola. Pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.